Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Sono stati rinviati a giudizio i 13 indagati nell'inchiesta sulla morte degli operai dell'ex stabilimento Marlane di Praia Mare nel Cosentino. La decisione è giunta al termine di una camera di consiglio durata 5 ore. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Paola, Salvatore Carpino, ha fissato l'inizio del processo per il 19 aprile 2011. I 13 imputati, tra i quali i responsabili e dirigenti dell'ex stabilimento Marlane e della Marzotto, sono accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro ambientale. Subito 15 milioni di euro e poi altri 70 in brevissimo tempo, grazie all'accelerazione di un accordo di programma quadro con il Ministero dell'Ambiente. Così il governatore Giuseppe Scopelliti ha annunciato l'arrivo di 85 milioni dal governo per fronteggiare l'emergenza maltempo che ha colpito la Calabria. Il presidente della giunta regionale ha dato la notizia nel corso di una conferenza sull'aeroporto dello Stretto, dopo averla ricevuta dai sottosegretari Guido Bertolaso e Gianni Letta, che aveva incontrato nei giorni scorsi. Valorizzare una sanità che c'è ed è buona, è questo l'obiettivo che si è prefissato il commissario straordinario Elga Rizzo durante una conferenza stampa al Pugliese Ciaccio per presentare i risultati raggiunti nei primi 100 giorni della nuova gestione dell'azienda ospedaliera. Si punta ad un risparmio delle risorse e ad una riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. Alla conferenza ha preso parte anche il governatore Scopelliti, per il quale si può risparmiare e offrire contemporaneamente una sanità importante. Una delegazione di lavoratori delle strutture sanitarie private Fondazione Betania e Villanuccia ha incontrato ieri mattina il presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti, a margine delle manifestazioni in programma all'ospedale pugliese di Catanzaro. I lavoratori hanno evidenziato che non ricevono lo stipendio da mesi e la loro preoccupazione per il futuro delle strutture per via dei tagli. Il governatore ha ricordato: taglieremo 1000 posti letto per acuti, ma ne creeremo 1500 che saranno distribuiti anche ai privati. Si è tenuta ieri pomeriggio presso la sala consiliare del comune di Crotone la conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria provinciale. Il principale oggetto della discussione è stato il piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Calabria e le ricadute sul territorio. In particolare il commissario dell'ASP Nostro ha assicurato che l'ospedale crotonese verrà potenziato, il tutto tenendo sempre d'occhio i conti. Il discorso si riprenderà il 20 novembre quando in città arriverà Scopelliti. Si è svolta ieri nella città Abruzza la 4ª giornata del programma Traffico Senza per una mobilità sostenibile. La manifestazione ha previsto stand informativi e dimostrazioni per far conoscere meglio i mezzi e gli strumenti a disposizione dei vigili, tra i quali il nuovo servizio di sicurezza istituito con una società specializzata. Gli uomini operativi sui mezzi, una volta contattati dagli agenti intervenuti sul sito dell'incidente, hanno il compito di ripulire il luogo del sinistro non solo da ostacoli al traffico, ma anche da eventuali elementi inquinanti. Anche a Crotone stamattina presso l'auditorium dell'Istituto Pertini è stato promosso un convegno sui programmi e progetti strategici per favorire la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. L'intento è quello di arrivare a un piano comunicazione e di sensibilizzazione per la promozione della mobilità sostenibile, la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. L'incontro, promosso dalla provincia di Crotone, rientra nel programma dell'iniziativa della settimana dell'UNESCO. Ieri sera si è svolta a Camigliatello Silano la serata di assegnazione delle riconoscenze relativa al prestigioso premio Sila, giunto alla 20ª edizione. A condurre la cerimonia di consegna del premio il presentatore Domenico Milani con la partecipazione di Italia Caruso, presente anche Giuseppe Pipicelli, vicepresidente dell'UNCEM regionale. Tra i premiati Silvio Vigliaturo per il settore artigianato artistico, Maria Perrusi Miss Italia 2009 per il settore spettacolo e TV, Eugenio Bennato per il settore della musica, Orme nel Parco per il settore imprese. Il Festival d'autunno si prepara ad accogliere stasera Diane Shure, una delle più grandi voci della musica jazz internazionale. L'artista americana si esibirà all'Auditorium Casalinuovo di Catanzaro nel secondo appuntamento dell'8ª edizione della manifestazione, diretta da Antonietta Santacroce. La passione per il jazz, ereditata dal padre pianista e dalla madre collezionista di dischi di Duck Ellington e Dina Washington, hanno segnato il destino di Diane, che ha collaborato con artisti come Ray Charles, B.B. King e Stevie Wonder.
La grande box internazionale fa tappa a Reggio Calabria. A Palazzo San Giorgio, infatti, nel corso di una conferenza stampa è stato presentato l'incontro di box valevole per il titolo mondiale junior tra il reggino Francesco Versaci, attuale campione italiano in carica dei pesi medi, e l'albanese Murati. All'incontro erano presenti il sindaco Giuseppe Rappa, il consigliere comunale Giuseppe Agliano, l'allenatore di Versaci Giuseppe Fedele e naturalmente il campione italiano.